Abbiamo assolutamente bisogno di aumentare le risorse umane, abbiamo l'intera copertura bilancio, quindi questi 2,6 milioni in più sono previsti per l'assunzione di personale. Un 2019 che vedrà l'assunzione di nuovo personale per la ASL 4 Chiavarese e quella relativa ai costi del personale, ipotizzato un aumento di 2,6 milioni di euro compreso l'atteso rinnovo contrattuale di categoria, la voce più consistente nelle variazioni previste nel bilancio previsionale 2019. Il documento, che chiude a 222 milioni di euro, è stato presentato dalla direzione dell'azienda sanitaria del Tigullio ai sindaci della conferenza della ASL 4 riuniti nell'aula consigliare di Palazzo Bianco a Chiavari. Complessivamente scendono di 1,5 milioni di euro le risorse rispetto al 2018. Il bilancio consuntivo definitivo sarà approvato entro il mese di aprile. Questo a causa della riduzione di oltre 1 milione di euro di trasferimenti dalla Regione Liguria, differenza a cui l'azienda farà fronte con una riorganizzazione della spesa e senza compromettere gli investimenti programmati. Quest'anno non andremo ad agire su innovazioni strutturali particolari, ma fortunatamente le nostre previsioni negli anni passati sono state strategiche e quindi noi abbiamo assicurato all'azienda tutti gli investimenti che erano necessari per fare fronte alle innovazioni che sono assolutamente necessarie. Per fare fronte alla riduzione dei trasferimenti, inoltre, l'azienda ridurrà gli accantonamenti e l'acquisto di beni per quasi 2 milioni e 600 mila euro. Il 2019 vedrà l'acquisto per l'ospedale di Lavagna di una nuova TAC e di un sistema di analisi interoperatoria per i raggi X. Nel corso dell'assemblea dei sindaci, il direttore generale ha illustrato le diverse voci che compongono i capitoli di bilancio. Particolare attenzione è stata riservata agli investimenti programmati. Nel prossimo triennio saranno oltre 13 milioni di euro messi a bilancio per completare la riorganizzazione della rete ospedaliera iniziata quest'anno, 4,5 già disponibili a partire dal 2019. Il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna e il centro di riabilitazione del nosocomio di Sesti Levante sono le due grandi sfide che verranno affrontate con voci di spesa che nell'arco dei prossimi 3 anni superano i 3 milioni di euro.